manifestazione conclusiva dell'anno scolastico con la premiazione dei ragazzi più meritevoli e la cosa anche particolare che contraddistingue il liceo, i premi Finazzi Agro. Sì, oggi è la manifestazione conclusiva di un anno intenso, ricco di attività e di iniziative. Oggi premiamo i nostri studenti più meritevoli, ma in realtà festeggiamo tutta la scuola, perché i ragazzi sono stati tutti meritevoli, tutti bravi, hanno dimostrato il loro valore e il loro attaccamento e dedizione alla scuola, e questa festa, come tradizionale giornata di consegna dei diplomi, lo vuole testimoniare. C'è anche un momento molto particolare che sarà la consegna del premio dedicato al ex sindaco di Agrigento, il professore Giovanni Finazzi Agro, e anche il premio dedicato alla preside Maria Teresa Buscemi, già preside del liceo Majorana e colei che ha dato vita al liceo musicale. Quindi sono momenti anche commoventi dove verranno ricordati grazie alle famiglie o ai loro delegati. Abbiamo per esempio in rappresentanza della famiglia Finazzi Agro la dottoressa Emiliotto, mentre la famiglia Tedesco è presente con i figli della dottoressa Buscemi, ricorderanno appunto i loro congiunti e quanto di meritevole hanno fatto per la nostra città e per i nostri studenti, perché alla fine tutto quello che si fa sempre per i giovani, per le nuove generazioni. Altro momento importante sarà la dedicazione della nostra palestra in questo bellissimo luogo, nel cuore della città, alla professoressa Irene Grenci, che è stata docente di questo istituto, è stata anche una mia docente, e che in tempi non sospetti si è battuta tantissimo per l'autonomia delle donne, per la loro indipendenza, per la loro capacità di scegliersi il proprio posto nel mondo, e ha fatto tanto anche lei per le nuove generazioni, soprattutto impegnandosi sull'attività sportiva. Quindi ricorderemo delle persone che hanno dato tanto, ma questo perché il nostro liceo è il liceo di tutti. Il liceo Empedocle è un'istituzione storica che ha dato i natali a questo tipo di persone che ancora oggi si batte e si spende per le nuove generazioni. Si conclude l'anno, ma si guarda anche al prossimo. Con quali prospettive, dottoressa Gatto? Sì, le prospettive sono quelle certamente di una scuola moderna che vuole guardare al passato ma per andare sempre avanti, quindi le prospettive sono nuove progettualità, nuove organizzazioni anche orarie. Stiamo cercando proprio di addensare l'attività scolastica in maniera tale da poter dedicare il sabato ai nostri ragazzi come giornata libera. Questa è una novità, insomma, per cui il Collegio dei Docenti sta portando avanti attraverso i dipartimenti dei progetti di studio e di ricerca della fattibilità, ma naturalmente non perderanno i progetti storici come il debate, come la mobilità studentesca, come il liceo internazionale Cambridge, il potenziamento di matematica correlato alle STEM, tutto quello che naturalmente dà anche qualità e anche, diciamo, peculiarità alla nostra offerta formativa. Assessore, presente a questa manifestazione oggi? Assolutamente sì, non potevamo mancare. Oggi assistiamo al passaggio dal futuro al presente. I nostri ragazzi con la maturità si trasformano magicamente da cittadini del futuro a cittadini del presente. Oggi, come gli anni precedenti, è una bella occasione per incontrare le eccellenze della nostra città. Dottoressa, che ne pensa di questa manifestazione? Lei è presente anche come, diciamo, un nome importante che verrà premiato. Sì. Io sono qua in rappresentanza della famiglia Finazzi Agro per consegnare una borsa di studio ad una eccellenza, ma io dico che questa scuola produca eccellenze e quindi è il fiore all'occhiello di tutta la provincia, al di là del merito che hanno tutti gli altri istituti scolastici superiori. Il liceo Empedocle ha una sua storia e quindi la storia non è altro che le radici che riaffiorano sempre. Ecco, mi complimento con gli organizzatori e per la partecipazione sentita da parte dei genitori e degli alunni stessi, anche le autorità, è un complimento un po' a tutti. Grazie, grazie, grazie. Presidente, l'Ordine dei Medici non poteva mancare a questo evento importante oggi. Non poteva mancare perché noi, come lei sa, abbiamo un protocollo d'intesa con il liceo Empedocle per il progetto di curvatura biomedica, un progetto di orientamento che è importante per fare scelte giuste, scelte importanti, per vedere se questa è la loro strada. E oggi sono qua per
essere presente e testimoniare a questo punto di arrivo di un percorso, ma che apre altri scenari, apre altre strade per nuove sfide e nuove assunzioni di responsabilità da parte di questi giovani competenti e bravi veramente. Allora, io sono qua presente stamattina perché sono stata la promotrice dell'intitolazione di questo spazio sportivo, della palestra scoperta di questa istituzione scolastica, a un insegnante di educazione fisica che è scomparsa già da una decina d'anni, perché però che meritava per proprio la sua opera di insegnante all'interno di un'istituzione scolastica che ha diffuso i principi sportivi, cioè i principi etici dello sport, operando sempre in campo femminile, perché voglio ricordare che quando insegnava la professoressa Grengi l'educazione fisica era separata per sessi, quindi c'era l'insegnante donna per le alunne e l'insegnante uomo per i maschi, e quindi la signorina Grengi aveva solo alunne, e lei è stata per me la precursora delle pari opportunità, perché ha dato veramente a tutte le ragazze che sono state sue alunne o quelle che hanno frequentato questo istituto la possibilità già di conquistare, ai tempi parliamo di anni 60, 70, di conquistare anche quella libertà e quella opportunità di poter praticare anche lo sport come lo facevano gli uomini. Un momento di traguardo per tutti i risultati raggiunti in questi 5 anni, un momento di gioia, di serenità e di relax, soprattutto senza studiare, senza più impegnarsi. Il futuro? Il futuro continuerò a studiare musica per adesso e spero di andare avanti questo percorso. Un traguardo importante è raggiunto. È la fine di questo bellissimo percorso con questi meravigliosi compagni. È stato veramente un viaggio bellissimo che porterò per sempre nel mio cuore. È un momento che non pensavo sarebbe mai arrivato, però qua siamo. Il futuro è imprevedibile, vediamo che mi aspetterà. Momento bello questo, ma si guarda già al futuro. Certo, già stiamo pensando al conservatorio, al futuro, all'università.